Per i bianconeri ben ritrovati a Fernando Siani dal comunale di Codroipo. Tra pochissimi minuti andrà in scena la partita valida per la nona giornata del campionato primavera girone B tra Udinese e Milan. Vutov cerca e trova Pertain si lascia anticipare da Modic, poi occhio che il pallone viene recuperato da Jankto dentro per Jadi, può andare al tiro Nabil, 1-0 Udinese, ancora un gol di Nabil Jadi, il secondo consecutivo e dunque vantaggio dei bianconeri. Errore difensivo del Milan, Jankto ha trovato il pertuto giusto per Jadi che 1 contro 1 con Gori non si è lasciato ipnotizzare, rientra Mastur, poi l'intervento duro ma regolare da parte del solito Magnino, poi Boniglia, così Boniglia, poi la grandissima parata di Meret, Pizzo che cerca e trova Jadi, occhio che può andare Nabil, trattenuto, non secondo il direttore di gara, continua allora il Milan a provare a rispondere all'Udinese, il tocco c'era stato, non abbastanza però per fischiare fallo. Attenzione qui, grande occasione per Vassallo, entra in area Vassallo, il pareggio del Milan, arriva il pareggio dei rossoneri con Vassallo, situazione nata in maniera un po' rocambolesca con l'Udinese che ha chiesto a gran voce un fallo ai danni di Jadi che era già ammonito e viene espulso. Clamoroso la partita che gira in un minuto. Il recupero palla di Boniglia, Matic prova a partire da solo, occhio al break dell'Udinese, eccolo qui, ancora una volta attacca l'Udinese proprio con Matic, va via superando l'avversario, Matic può andare al tiro, Matic, pallone fuori, ma che azione dell'Udinese. La mette a terra Matic, si fa vedere Jadson, attacca ancora Matic, rientra verso il centro del campo Marco, l'appoggio è Berquizzo di destro di prima intenzione, buona per Jadson, entra in area Jadson, palla per Pertain, 2-1 Udinese, Ivan Pertain, il gol del croato che poi si lascia andare a un'esultanza clamorosa, si toglie addirittura la maglietta, Pertain, arriverà il giallo per lui, ma chi se ne frega, 2-1 Udinese, ha segnato Ivan Pertain, bravissima la squadra di Luca Mattiussi. Cross di Di Molfetta nel mezzo, il tocco decisivo di Pertain, ancora una volta bravissimo Ivan ad essere sempre attento anche in difesa. Di Molfetta cerca di liberare il destro, lo fa, Meret ritarda l'uscita, Meret, il gol del Milan, arriva il 2-2 da parte dei rossoneri, ha trovato il pareggio la squadra di Cristian Brocchi. Boknievic anticipa tutti, attacca però ancora il Milan sulla destra, cambio di campo totale per Vassallo, la mette a terra, occhio il pericolo per l'Udinese, il gol del Milan, arriva il gol del Milan, Fabbro trova la rete del 3-2. Pallone che arriva alle parti di Molfetta all'esterno, bellissimo per Mastalli, prova a entrare in area Mastalli, cross nel mezzo, cicca l'intervento Fabbro, sarebbe stato il quarto gol. Ancora Milan che attacca con Mastur, il destro anticipato, poi ancora Mastalli, il destro di Mastalli, la parata di Meret. Blocca Alex, va al rilancio lungo a cercare Marco Matic, Ivan Pertain, il pallone dalle parti del numero 9, non c'è fallo ai danni di Pertain che non riesce neanche più a lottare su questo pallone. Il recupero palla poi di Boknievic, attacca ancora l'Udinese con Jadson per Matic, bellissimo l'appoggio di Matic per Jadson, cambia tutto per Jankto, col sinistro Jankto la mette a terra, arriva Magnino a dar manforte, Magnino ancora per Jankto, buono il pallone per Magnino, 1 contro 1 per Magnino che mette a terra Gori, poi ancora Gori, Magnino, il tiro, il gol di Luca Magnino, gol di Luca Magnino, 3-3, ma che cosa ha fatto Magnino, sepolto dai compagni di squadra Magnino, gol straordinario dell'Udinese, 3-3, Magnino si è inventato un gol straordinario. Pallone viene gestito ancora da Pertain, si lascia anticipare il croato, Pertain va via, Ivan entra in area, Pertain, il tiro di Pertain, la parata di Gori decisiva. I calciatori di Mattiussi erano accusati di un po' di sufficienza, di giocare senza quella umiltà e quella rabbia, e finisce qui, Udinese 3, Milan 3. Risultato fantastico ottenuto dai ragazzi di Mattiussi che, lo ricordiamo, hanno giocato in 10 uomini praticamente per tutta la partita. Entra Giazzo, palla per Pertain, 2-1 Udinese, Ivan Pertain, il gol del croato che poi si lascia andare a un'esultanza clamorosa, si toglie addirittura la maglietta, Pertain, arriverà il giallo per lui, ma chi se ne frega, 2-1 Udinese, ha segnato Ivan Pertain, bravissima la squadra di Luca Mattiussi.
Cross di Molfetta nel mezzo, il tocco decisivo di Pertain, ancora una volta bravissimo Ivan ad essere sempre attento anche in difesa. Di Molfetta cerca di liberare il destro, lo fa, Meret ritarda l'uscita, Meret e il gol del Milan. Arriva il 2-2 da parte dei rossoneri. Cuori bianconeri, ben ritrovati a Fernando Siani dal comunale di Codroipo. Tra pochissimi minuti andrà in scena la partita valida per la nona giornata del campionato primavera girone B tra Udinese e Milan. Vutov cerca e trova Pertain, Pertain si lascia anticipare da Modic, poi occhio che il pallone viene recuperato da Jankto, Jankto dentro per Jadi, può andare al tiro Nabil, 1-0 Udinese, ancora un gol di Nabil Jadi, il secondo consecutivo e dunque vantaggio dei bianconeri. Errore difensivo del Milan, Jankto ha trovato il pertuto giusto per Jadi che 1 contro 1 con Gori non si è lasciato ipnotizzare, ha trovato il pareggio la squadra di Christian Brocchi. Boknievic anticipa tutti, attacca però ancora il Milan sulla destra, cambio di campo totale per Vassallo, Vassallo la mette a terra, occhio il pericolo per l'Udinese, il gol del Milan, arriva il gol del Milan, Fabbro trova la rete del 3-2. Pallone che arriva alle parti di Molfetta all'esterno, bellissimo per Mastalli, prova a entrare in area Mastalli, cross nel mezzo, cicca l'intervento Fabbro, sarebbe stato il quarto gol. Ancora Milan che attacca con Mastur, Mastur il destro, rientra Mastur, poi l'intervento duro ma regolare da parte del solito Magnino, poi Boniglia, così Boniglia, poi la grandissima parata di Meret, la grandissima parata di Meret. Pizzo che cerca e trova Jadi, occhio che può andare Nabil, trattenuto, non secondo il direttore di gara. Continua allora il Milan a provare a rispondere all'Udinese, il tocco c'era stato, non abbastanza però per fischiare fallo. Attenzione qui, grande occasione per Vassallo, entra in area Vassallo, il pareggio del Milan, arriva il pareggio dei rossoneri con Vassallo, situazione nata in maniera un po' rocambolesca con l'Udinese che ha chiesto a gran voce un fallo ai danni di Jadi che era già ammonito e viene espulso. Clamoroso la partita che gira in un minuto. Il recupero palla di Boniglia, Matic prova a partire da solo, occhio al break dell'Udinese, eccolo qui ancora una volta, attacca l'Udinese proprio con Matic, va via superando l'avversario, Matic può andare al tiro, Matic, pallone fuori, ma che azione dell'Udinese. La mette a terra Matic, si fa vedere Jadson, attacca ancora Matic, rientra verso il centro del campo Marco, l'appoggio per Berquizzo di destro di prima intenzione, buona per Jadson.